Il primo rapporto sardo sulla sicurezza stradale, grazie all'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, tutta una serie di dati da un punto di vista regionale, nazionale ed europeo che vengono messi insieme e ci fanno capire quanto la Sardegna oggi, seppur ha meno incidenti rispetto al dato nazionale, ha il doppio dei morti. Quindi abbiamo la necessità di programmare e pianificare le risorse per far sì che questo indice di mortalità possa calare quanto più possibile. Abbiamo già iniziato con i primi 110 milioni sulle strade provinciali, che sono strade le più insicure della regione Sardegna, che hanno un tasso di indice di mortalità elevato rispetto all'incidentalità. La regione Sardegna è la regione che ha meno strade statali d'Italia ed è una regione dove, seppur ha meno incidenti rispetto al dato nazionale, ha il doppio delle morti. Noi oggi siamo qua per presentare uno strumento che poi servirà al centro regionale di monitoraggio, che sarà completato a marzo, e insieme all'università riusciremo ad avere tutta una serie di borse di studio da mettere in campo per far sì che ci sia una raccolta dati puntuale ed efficace basata sui dati che vengono raccolti dalle stazioni di polizia stradale, dalle polizie locali, dai comuni e dalle province. Aggiungo in ultimo che un ringraziamento va all'associazione No Profit Adesso Basta, che è composta da tanti professionisti, nata dopo quella tragedia sulla 129 nel 2017 dove persero la vita due ragazzi. Noi a breve andremo a inaugurare quel tratto stradale in maniera puntuale, quindi renderlo sicuro. Noi ci auguriamo che tragedie come quella del passato servano di monito per far sì che le scelte che prenderemo per il futuro evitino nel modo più puntuale possibile tutte queste morti.